Buongiorno da Aldo Santucci, un saluto al pubblico. Siamo qui per parlare con la poetessa Lisa Dalla Francesca da Sacile. Ha pubblicato questa poetessa 2 interessanti libri di poesie, tutte e 2 inedite. Il primo libro è Le poesie dell'anima e il secondo libro è Sbocciano poesie come fiori. La poetessa Lisa Dalla Francesca è nata a Vicenza nel 1968 e vive a Sacile, provincia di Pordenone. Da tempo si dedica alla scrittura di poesie, pubblicate a mezzo stampa, in particolare nel giornale Il Piave. Nel 2013 ha ottenuto la segnalazione di merito al primo concorso nazionale Città di Conegliano, con poesia per i bambini. Nel dicembre dello stesso anno ha pubblicato il suo primo libro, Le poesie dell'anima. Nel 2014 ha pubblicato Arcobaleno di Filastrocche, poster colorato con poesie per bambini. Poi nel 2015 ha pubblicato Sbocciano poesie come fiori. Poetessa Lisa, ci diamo del tu. Sì. Perché, caro Aldo. sì, perché hai iniziato a scrivere e da quanto tempo? Io scrivo da quando ho iniziato proprio a scrivere, dalle scuole elementari, ho sempre avuto una sorta di diarietto personale dove scrivere alcuni pensieri, chiaramente pensieri allora da piccola, che poi ho trasformato col crescere negli anni sempre più in cose complesse, ad arrivare ad oggi per pubblicare dei libri di poesie, perché è una cosa che sento mia. Una cosa che mi dà anche piacere. Bene, ma quali sono le emozioni che provi quando tu prendi proprio carta e penna e inizi a scrivere? Cioè, che cosa provi? Provo delle emozioni fortissime perché sento proprio a livello di pelle, sento un contatto diretto tra me stessa, la penna e il foglio, dove trasmettere queste energie che colgo magari osservando un fiore, osservando la natura, pensando all'amore, pensando a un bambino, alle cose belle o magari anche a delle delusioni che ti ha portato la vita, certo. anche vivere la poesia in società, una società come la nostra che purtroppo è materialista. Ciò mi porta proprio a scrivere, mi dà uno slancio in più. Bene, quindi quello che tu immetti dentro, quindi dall'abbondanza che hai nel cuore, perché hai osservato magari un fiore, oppure lo scorrere dell'acqua di un ruscello, Certo. oppure un cielo stellato, tutto questo poi deve venire fuori. Sì. Quindi dall'abbondanza del cuore che hai dentro, poi la bocca Sì. parla e quindi scrive. Certo. Ma cosa vuoi trasmettere ai lettori con le tue poesie? Ecco, cosa vorresti trasmettere? Secondo me la poesia può trasmettere al lettore la sensazione di trovarsi in un mondo che è da scoprire, perché attraverso una poesia puoi scoprire dei versi che possono diventare la poesia d'amore per la tua fidanzata o il tuo fidanzato in questo caso, o puoi trasmettere a una delusione amorosa le sensazioni che stai provando, che ti amareggiano. Oppure se vuoi trasmettere la poesia al sociale potresti far comprendere alle persone che non esiste solamente la materia ma che esistono anche delle cose bellissime, anche da delle situazioni che sembrano semplici e poi alla fine sono complesse, perché se uno le va ad analizzare può creare una poesia anche in una situazione economica. Bene. Per esempio. Sì, certo. E in sé per sé cosa pensi proprio della poesia? Secondo me la poesia è un genere che non passa mai di moda e che comunque pare che in dei momenti epocali sia messa da parte e poi ripresa in un secondo momento va sempre, piace, ed ho notato che piace molto alla gente parlare di poesia, creare aggregazione. Quindi tu pensi giustamente che tutto ciò che ha a che fare con l'arte, che può essere musica, può essere poesia, può essere il vedere un dipinto,
ti crea in un certo qual modo una sensibilizzazione della coscienza e quindi ti spinge poi ad agire anche in modo emozionale, in modo da scrivere anche, giusto? Certo, certo, perché generalmente comunque la poesia è accompagnata da musica. Nelle canzoni possiamo proprio trovare delle Sì. poesie e anche nell'arte, perché magari chi non riesce a esprimere con le parole perché non è capace o perché è intimidito, piuttosto le esprime su tela, su disegni. Quindi tutto ciò che è arte, ora come ora, serve a sensibilizzare le coscienze delle persone in un certo qual modo, Certo, giusto? sì. Secondo me anche in questo periodo epocale non sarebbe male, perché ci stiamo un po' troppo staccando da certi valori che abbiamo perso Sì. e che ritrovandoli potremmo anche trovare un benessere per noi e Certo. per chi ci sta vicini. Sono curioso, anzi anche il pubblico è curioso di ascoltare magari una poesia che tu potresti leggerci per noi. Certo. Le mie poesie sono sempre semplici. Bene, Infanzia. Dammi una carezza, sciogli la tristezza. Stammi vicino, sono un bambino. Un sorriso nasce sul mio viso, fammi sentire come in paradiso. ecco, quando hai scritto questa poesia, che cosa ti ha emozionato per poi quindi metterla, scriverla? Osservavo i miei figli, Sì, il bisogno di calore, di affetto, comunque che si ritrova in ogni bambino. ho capito, Io parto sempre dai miei e poi comunque osservando attorno vedo che certo. si notano queste sensazioni, queste situazioni che proprio i bambini danno. I Certo. bambini sono sempre alla ricerca di coccole, di attenzioni, Sì, di ritrovarsi nel loro piccolo paradiso. Poi vedo che lì hai abbozzato una poesia nuova che è inedita, Sì, è inedita. Anzi è scritta proprio a penna. Vorresti leggerla? I Che soliti- mi sembra che parla proprio dell'inverno e siamo proprio nel periodo particolare questo. Certo. Prego. I soliti scarabocchi, Sì. si notano i soliti scarabocchi Sì. d'autori, perché Bene. loro, sai, io ho sempre carta e penna a portata di mano. Per cui, data la stagione che si sta inoltrando, perché mi sembra anche un po' in ritardo l'inverno, Sì, ma arriverà comunque. leggerei questa poesia che ho creato da poco. Allora, l'inverno. Il freddo bussa alle porte, lo sento, nei sibili del vento, vento che diventa più freddo. Vedo uccellini sui fili dell'alta tensione che confabulano fra loro per prendere una decisione. Per esperienza e per naturalità tutti conosciamo un antico codice, percependo che l'inverno sta per arrivare. Momento che perde la vitalità di altre stagioni e porta tutti a stare più vicini per accordi e per ricevere calore, in attesa di bianche nevi e di fitte nebbie che potrebbero coglierci da un momento all'altro. Bene, quindi quando hai scritto, hai abbozzato questa poesia, era una particolare giornata dove tu hai osservato, quindi è una poesia onesta, come diceva lo scrittore Saba, le poesie oneste sono quelle che tu senti, vedi e poi li trasformi, no? Esatto, io appunto sentendo l'arrivo dell'inverno ho cominciato a mettere insieme queste frasi e poi a crearne proprio una poesia. Ecco. A me basta uno spunto, tac, e scrivo. Certo. Chiaro, E mi quindi- sembrava, scusami, mi sembrava ideale, data la stagione, riportare la poesia Quindi, invernale. quando hai finito di scrivere la poesia, come ti sei sentita in un certo qual modo? Mi sono sentita poi scaricata. È una sorta di... Io devo scrivere perché se ho in mente una frase o un'idea che mi è venuta, devo subito metterla su carta perché altrimenti non mi lascia neanche dormire, fosse mai che si avvicina st'idea durante la serata e io andassi a coricarmi, sia mai che lo faccia perché se non ho scritto la poesia io non dormo. Bene. Devo concludere. Possiamo usare un esempio per poter ulteriormente afferrare l'argomento? È come se fosse quelle vecchie macchinette fotografiche di una volta, sapete, quelle con la pellicola.
Quando uno ha una forte emozione o quando questo qualcosa che lui vede lo emoziona a tal punto, nella pellicola si impressiona la pellicola e quindi poi c'è lo scatto della fotografia e quello che lui ha visto in quel momento. Mentre possiamo dire che per un poeta, una poetessa, quindi quando osserva qualche cosa che lo impressiona, la impressione, quindi tocca il cuore, questa è portata a scrivere la sua emozione e quindi in un certo qual modo poi a far vedere questa fotografia che lei ha visto in quel momento. Certo. Bene. Certo, ma poi la poesia secondo me è anche una sfida, Sì. almeno per quanto mi riguarda. Se qualcuno mi dice potresti scrivere una poesia a tema, io ci provo. Certo. A detta degli altri ci azzecco, non posso autogiudicarmi chiaramente sulla poesia che Certo. scrivo. Però giustamente la poesia onesta, come sottolineava e dicevo prima lo scrittore Umberto Saba, è quella, anche lui, tra l'altro. è quello, sì, è quello che quando tu osservi un qualche cosa o hai qualcosa realmente in quel momento nel cuore, è quello che tu poi scrivi. Certo, certo. Mi piacerebbe che tu leggessi anche quest'altra poesia, La natura è bellezza. Beh, Dato che abbiamo parlato di natura, appunto dell'incontro della poetessa o del poeta con la natura che la ispira appunto a scrivere. La natura è bellezza, come fiori di campo, a volte gialli, a volte rosa, a volte bianchi, liberi e soli come una nostalgia, come l'umore che cambia colore, come la libertà che un colore proprio non ha, ma tutto conosce e tutto sa. Baciati dal sole di primo mattino sono i fiori, bagnati dalla pioggia, sferzati dal vento, morti d'inverno, rinati in primavera. Nei loro colori la magia, la bellezza e l'allegria, come il sorriso di un bambino che tutte le nubi spazza via. bene, cosa ti ha portato a scrivere questa poesia, a scriverla poi su carta, ecco? A me ogni tanto piace passeggiare. Sì. E quando passeggio appunto osservo quello che mi circonda, ma anche quello che è per terra. E ho visto questo piccolo fiorellino giallo, Sì. un fiore di tarassaco, un fiore semplicissimo, e mi ha ispirato a una poesia così bella, perché da una cosa così semplice ne puoi creare tantissime, a seconda del tuo momento artistico, che sia in questo caso qua. Infatti spesso le cose semplici ci sfuggono, ma in effetti potrebbero darci un arricchimento dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni e diciamo possono a volte anche farci scrivere. Sentiamo un'altra poesia, vorresti leggere un'altra? Una che Vado a caso. ti piace in modo particolare? Sì. Vado a caso. Parlando di società, come prima dicevo, vite passate, attaccate ad un pensiero, vite legate, vite che cercano l'amore, ma troppo perse nelle loro stesse trappole. Bella, ecco, anche questa è una poesia che ha un significato e vuol trasmettere un'emozione, giusto? Certo. Bene, ma vorrei anche l'altro libro, il secondo, l'ultimo libro che Certo. mi colpisce in modo particolare la copertina, come indicata qua. Sì. Leggiamo un'altra poesia di questo secondo Ma libro. leggerei... Un a caso che... Io leggerei quella della pagina finale. Bene, dimmi pure. Il tuo sorriso mi ammaliava, mi disturbava, mi incoraggiava. Candido come un fiore di loto che nasce dal fango ed è puro e bianco. Belle queste parole. Che cosa ti hanno spinto adesso a scrivere questa poesia, queste parole? A volte le persone vivono dei periodi drastici nella loro esistenza. Sì. Magari hanno perso appunto in questo caso l'amore, che poi ritrovano d'improvviso, senza aspettarselo, e si vedono rinascere come il fiore di loto che magari nasce da una delusione e diventa candido. Bene, è bello. Sono pensieri veramente che colpiscono e giustamente quando si vuole toccare il cuore delle persone, quando desideriamo toccare il cuore delle persone, dobbiamo anche noi parlare con il cuore. Abbiamo qualche progetto per il futuro riguardo
Lo scrivere? Io vorrei anche allargarmi un po' dicendo che in Sacile abbiamo creato un gruppo aperto a tutti Sì, di va poeti e bene. poetesse. Ci incontriamo ogni secondo mercoledì del mese presso la Casa del Volontariato a Sacile, Bene, appunto, bene. e vedo che si sta sviluppando bene perché abbiamo avuto diverse aderenze, contiamo quasi 20 soci ed è, essendo comunque Sacile un paese che si estende verso l'arte, ha già altri tre gruppi di lettura, Benissimo. tra i quali appunto di poesia o meno quel Bene. che sia, e il nostro comunque vedo che ha adesioni, che piace anche a me l'idea, perché Bene, bene. mi hanno dato la carica, l'incarico diciamo di capogruppo Sì, e anche addetta alle pubbliche bene, relazioni bene. per creare qualcosa. Ok, Insomma. bene Lisa, allora io ti ringrazio Io di ringrazio te. essere presente qua e vi saluto caramente, caro pubblico.